Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie. Qualcuno mi ha chiesto di realizzare una cosa e spiegargli come si fa, ma non mi ricordo assolutamente chi e non mi ricordo assolutamente in quale video è arrivato questo commento. Comunque oggi vi insegno a fare una cazzatina, quindi oggi pillola super velox, ok? In cui vi insegno a creare quell'effettino dell'immagine che si allarga quando ci va sopra. Avete presente? Effetto anche un po' vecchiotto magari se vogliamo, ma comunque sempre attuale, dell'over sull'immagine. L'immagine si allarga all'interno di una mascherina, ok? All'interno di uno spazio predefinito. Però prima di vedere in pochissimi minuti come fare questo effetto semplicissimo, vi invito a iscrivervi al canale ed aiutarmi a far crescere la community, ok? Noi ci vediamo dopo la sigla. Benissimo, allora per lo svolgimento di questo esercizio abbiamo, madonna c'ho la lampada che mi batte giustamente qua. Ragazzi, ultimamente sono lamentosissimo, vero? Nei video, ditemelo che sono un lamentoso. Allora, a prescindere, cosa mi sono preparato? Una solita cartellina di partenza, poi mi sono preparato un file index con un container e un piccolo un po' di spazio sopra e sotto per creare un po' di struttura utile alla causa, un foglio di stile, una font awesome che non mi serve un cazzo in questo esercizio, ma semplicemente era già preinstallato nella cartella di partenza, quindi non serve a niente anche se lo vedete, ok? In realtà avrei potuto anche toglierlo. Dopodiché, ovviamente, nella cartella immagine mi sono preparato un'immaginina. Allora, quello che io voglio fare al momento dentro questa struttura è crearmi una piccola colonna che chiameremo semplicemente call, con moltissima fantasia, ok? Dentro la colonna creo un altro div che chiameremo view, ok? View, che ci farà un po' da mascherina per questa cosa. Questo ovviamente entrambi li potete chiamare come vi pare, non cambia assolutamente niente. E qui dentro mi vado a caricare l'immaginina che mi ero preparato, che non mi ricordo più come si chiamava mobile, tipo, vediamo un po'. Allora, cartella img mobile in estensione appunto jpg, ovviamente ci andrebbe l'alto, ovviamente ci andrebbero gli attributi with height, compagnia bella, chi se ne frega. Ok, vediamo cosa succede adesso che ho caricato questo. L'immagine deve essere anche particolarmente gigante, se non ricordo male. Eccola qua, sì, perfetto, infatti. Immagine bella giganterrima, vedete? E quindi, sì, grazie che mi dice che non c'è nessuna notifica recente. Allora, molto bene. Ora passo al foglio di stile e andiamo a vedere un attimino come gestire questa situazione. La prima cosa ovvia che vado a fare, vedete qui mi ero preparato gli asset, quindi abbiamo il box size in border box, margin 0, padding 0, mi sono caricato una famiglia con colore di sfondo, un contenitore 1160 margin 0 auto per centrare il contenuto e lo spacer per creare un po' di padding sopra e sotto. Bene, allora di pari passo a questo mi vado a formattare la colonna. Adesso la buttiamo lì, facciamo una colonna assolutamente improbabile e vediamo width 40%. Ok, facciamo una colonnina al 40%. Perché l'immagine mi stia dentro la colonnina al 40%, ovviamente in uno starter sarebbe cosa buona e giusta che l'immagine fosse settata con questa caratteristica, quindi la possiamo andare a inserire anche qua negli asset. È una cosa che io faccio in tutti i siti. img gli diciamo che deve avere un max width al 100%, che vuol dire che deve essere larga al massimo quanto se stessa, ok? Quindi in questo caso l'immagine avete visto è molto grande, ma poi da sotto la sua misura in giù si deve adattare a quello che è il contenitore, che in questo caso è il 40% della nostra colonna. Quindi da così l'immagine si comporterà in questo modo. Questo è il 40% dello spazio disponibile, ok? Questo è un po' il giochino che si fa con quel parametro che vedete rende già tutte le immagini di un sito meravigliosamente responsive. Ovviamente non forzate quella che è l'altezza, perché l'altezza rimane semplicemente auto, perché deve andare inevitabilmente in proporzione. Ok, adesso andiamo a lavorare sul nostro div view. Allora sul div view gli andiamo a dire che sia anche questo ovviamente deve avere delle dimensioni, quindi gli diciamo guarda tu sei un width 100% e poi un height 100%. Ovviamente il parametro height 100% non lo prenderà mai perché non è un parametro che viene accettato, ok? Quindi per poterglielo far prendere lo trasformiamo in un position relative e adesso accetterà quella misura meravigliosa. Dopodiché andiamo a dargli l'overflow hidden, cioè quindi evitiamo la possibilità che appaia una barra di scorrimento. Se andiamo a vedere adesso non cambia assolutamente niente della nostra struttura, ok? Però questo div adesso sta
facendo, farà da maschera per la nostra situazioncina carina. Ok, adesso non ci basta che lavorare sulle immagini con un paio di cazzatine velocissime, quindi facciamo view img, quindi l'immagine dentro view. Questa è una scelta che facciamo basandoci sul fatto ovviamente che potremo avere tante immagini all'interno di un sito, e gli andiamo a dire guarda view img, intanto sei un display block perché sennò mi va a creare una spaziatura sotto nel margin bottom, che è un default del display inline block delle immagini. Ok, dopodiché andiamo a dirgli transform e gli prepariamo, che cazzo sto scrivendo, transform, e gli prepariamo attraverso la proprietà scale. Ok, gli diciamo di essere a 1. Scale 1 vuol dire che la nostra immagine è grande al 100% di se stessa. Ok, per farvi un esempio semplice, se io faccio così, vedete l'immagine è grande così, ma se io gli dico scale, che ne so, 0.5, l'immagine diventerà il 50% della sua dimensione. Ok, naturalmente io voglio che questo sia il punto di partenza, cioè che l'immagine sia grande quanto la sua dimensione, che già comunque è ridotta rispetto alla sua dimensione originale perché l'abbiamo forzata dentro la colonna dal 40%. Quindi adesso voglio dargli una tempistica. Ok, quindi transition, gli diciamo, vediamo un po', all, quindi a tutto quello che è l'ambaradan delle modifiche che devi fare, che in questo caso è scale evidentemente, in 0.2 decimi di secondo con un easing linear. Ok, mi vai a fare la modifica nel momento in cui quando top vecchio, in cui ci passo sopra. Ok, quindi punto view img, quando ci passi sopra over, ok, mi fai questa trasformazione da lo scale 1, la facciamo leggermente più grande, facciamola al 110%, 1.1. ok, quindi quando ci passo sopra da 1 100% diventa 110% in 2 decimi di secondo con una transazione linear. Quando ovviamente esco dall'over torna a essere 1 sempre con la transazione. Tutto qua, né più né meno. Ok, allora andiamo a ricaricare la paginetta. Vedete, questa è l'immagine che è tornata alla dimensione originale, e quando ci passo sopra, yupa. Sì, adesso l'immagine non rende molto giustizia effettivamente, perché qui non ci se ne accorge nemmeno, però vedete che l'immagine fa esattamente il lavoro che deve fare, rimanendo all'interno di una maschera ben precisa. Se andiamo a ispezionare l'elemento potremo vedere che nel momento in cui andiamo in over, quindi andando qui e diciamo over, andiamo a vedere, vedete, questo è l'effetto che effettivamente si viene a creare. Questa è l'espansione dell'oggetto. Ok, ma sta tutto qua ragazzi, mi sta morendo la batteria tra l'altro, che culo, quindi il video sicuramente si chiuderà prima che io lo finisco. No dai, bene, questo è quanto ragazzi, sempre per la sezione piccole cose che mi avete chiesto in giro per il canale, che posso fare velocemente, e quindi è un piacere per me insegnarvi a farle. Se avete altre piccole pillole da chiedermi, sarò ben contento di farle, se è nella mia capacità, ok, di poter fare questa cosa, a prescindere. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre see you next time dai miei occhietti a fessura oggi.